Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. In questi giorni il primo assaggio di caldo africano garantisce anche sui nostri cieli il pulviscolo sahariano, soprattutto al nord-ovest, ma anche su gran parte d'Italia. Sabbia ancora sospesa in atmosfera, ma che nel corso del weekend si sposterà verso ovest a causa di flussi umidi instabili in arrivo da nord-ovest. Già dalla serata di giovedì andranno a interessare l'Alta Lombardia. Caldo comunque che sarà ancora intenso fino alla giornata di venerdì, temperature molto sopra la media del periodo, soprattutto al centro-sud Italia, con picchi fino a 38 gradi in Val Padana. Correnti fresche instabili e temporali forti e localmente grandinigeni andranno a interessare gran parte dei settori adriatici, portando temperature in media col periodo a causa dell'aria piuttosto fresca da nord. Attenzione quindi ai forti temporali su Percella che potrebbero portare delle grandinate di grosse dimensioni. Notiamo da questa grafica come i temporali andranno poi a concentrarsi sul centro-sud Italia e l'anticiclone azzorriano dovrebbe riuscire a conquistare gran parte dell'Europa centro-occidentale, come anche l'Italia e anche il Veneto, il nord Italia. Quindi insomma torneremo a condizioni di tempo più stabile dal weekend, con caldo sopportabile. Giovedì quindi il passaggio di un forte impulso instabile temporalesco che garantirà solo sull'Alta Lombardia della instabilità temporalesca. Poi venerdì piogge temporali localmente forti interesseranno anche le pianure del Veneto e il nord-est, anche sull'Emilia Romagna. Poi, come notiamo, giorni successivi con stabilità atmosferica, tanto sole, qualche rovescio isolato solo sulle prealpi e Dolomiti. La tendenza per fine mese vede invece tra il 29 e il 30 una saccatura atlantica più profonda e un'ipotetica ondata di temporali intensi dapprima al nord e poi sul centro e sud Italia, insomma con un calo sostanzioso delle temperature. Ma per maggiori dettagli, datasi ancora una incertezza su tale previsione, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.